tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita. Stiamo parlando del campionato europeo femminile che si sta giocando in questi giorni in Romania e questa è la prima delle molte partite, ancora non so se commenterò 5-10 partite, dedicate proprio a questo evento internazionale, chiaramente valido per l'assegnazione del titolo di campione europeo femminile. Con il bianco abbiamo la maestra internazionale dalla Slovenia e Hurl Zala, mentre con il nero la maestra internazionale israeliana Marcel Efromimski. La partita inizia così: D4, D5, C4, pedone per C4 e questa, per i più attenti o comunque sia per chi ha dimestichezza con queste posizioni, ovviamente siamo nel pieno del gambetto di donna accettato. Chiaramente chiunque di voi giochi C4 deve sapere un po' come continuare dopo la possibile cattura. Il bianco sa bene come continuare dopo una possibile cattura, gioca la variante con E4, alla quale il nero risponde con B5. B5 è una scelta molto pratica perché cerca di difendere il suo pedone di vantaggio e quindi con calma cercare il punto di mantenere questo pedone in più, ma solitamente il bianco riesce subito a recuperarlo con questa mossa A4 che attacca alla base della piccola catena dei due pedoni, e in caso di pedone per A4 seguirebbe semplicemente alfiere per C4 con successiva cattura in A4. In questo caso il bianco potrebbe essere ben soddisfatto della posizione raggiunta perché ha un controllo totale del centro, un pedone isolato in A7, un pedone isolato per il nero in C7, quindi il bianco inizia la sua apertura e la sua partita con dei piccoli vantaggi. La partita continua dopo A4, C6, anche questa scelta pratica perché decide di controllare il pedone in B5. A questo punto B3 è l'inizio di un tentativo da parte del bianco di aggredire nel modo più rapido possibile questa catena pedonale. In caso di cattura in B3 il bianco riprende in B5 e se il nero riprendesse anche lui in B5, alfiere per scacco e re, e a questo punto dopo qualsiasi difesa donna per B3, e anche qui come vedete da cerchi rossi che ho colorato lì al centro della scacchiera, il bianco è in buon vantaggio posizionale, il controllo totale del centro. Questo pedone A7 si trasforma nel giro di poche mosse in un obiettivo e quindi anche qui anche questa posizione il nero dovrebbe cercare di evitarla. Difatti, tornando alla partita, dopo la mossa B3 da parte del bianco, il nero decide di giocare con una reazione forte e importante come quella di E5 immediata. Il nero risponde con E5, il bianco decide di chiudere il centro, sempre per aggredire questi tre pedoni che si difendono tra loro, quindi in caso di cattura in D5 il pedone B5 diventa un obiettivo e di conseguenza anche quello in C4. Dopo la spinta del bianco il nero fa una mossa molto interessante: donna H4 attacca un pedone centrale che non è facile da difendere. F3 chiaramente per ovvi motivi c'è un'inchiodatura sul pedone F e non possiamo giocarla. Spingere o meglio sviluppare il cavallo in D2 non risolve il problema perché seguirebbe la spinta, e anche dopo cavallo C3 effettivamente il nero dopo alfiere B4 inchioda il cavallo difensore e quindi dopo il cambio seguirà comunque la cattura del pedone centrale. E allora dopo donna H4 al bianco non resta altro che difenderlo con donna F3, e qui il nero gioca mosse abbastanza concrete, quindi la cattura in D5 minaccia la successiva ripresa in E4 e quindi questo non dà il tempo al bianco di riprendere i pedoni laterali. Allora il bianco comunque riprende il pedone laterale, a questo punto cavallo F6 risolve un po' i problemi del nero. Adesso occhio che c'è un po' di pressione qui al centro e quindi si barattano, si scambiano questi pedoni laterali del lato di donna con i pedoni centrali, e questo ovviamente aiuterà il gioco del nero. Pedone per C4, presa in E4, e adesso bisogna fare parecchia attenzione per il bianco perché comunque si creano anche dei temi tattici. L'alfiere facilmente salterà in B4, scacco a re, quindi qua poi fine lo sviluppo del bianco non sarà per niente facile. Questo scacco in B4 bisogna evitarlo e alfiere A3 riesce in questo. Il cambio degli alfieri, e a questo punto donna E7 nuovamente minaccia l'ingresso in B4, ti obbligo a fare una mossa passiva difensiva come cavallo C2 e dopo alfiere B7 porto altri pezzi verso il centro. Da notare questo dettaglio che poi tra qualche mossa sarà molto utile, in cui questo alfiere in B7 guarda a distanza la donna in F3 e quindi trovandosi sulla stessa diagonale prima o poi il nero sposterà un cavallo creando dei problemi. Pedone per D5 da parte del bianco e su alfiere per D5
già si può intuire che ci sono delle minacce di scoperta, e se non immediate comunque nell'area in cui questo cavallo si sposterà, creando problemi alla donna avversaria. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Il bianco decide di spostare la propria donna e dopo arrocco corto, cavallo F3, cosa notiamo? Intanto ho evidenziato la posizione del re bianco, questo per mettere in evidenza il fatto che ci sia ancora un ritardo di sviluppo. Il bianco è rimasto in ritardo di sviluppo con il re al centro e come vedete ci sono anche tanti spazi, tante diagonali, ma soprattutto una colonna C e una colonna D di facile controllo e occupazione per i pezzi del nero. Quindi questa posizione è sicuramente, continua a essere molto comoda per il nero, perché è riuscito dopo l'apertura a mantenere un po' di iniziativa. A questo punto cavallo F6 preparando E4, ma cosa importante, in realtà si vuole lasciare la casa libera E4 per posizionare l'alfiere. Ricordiamo che questo cavallo deve evitare il controllo, deve evitare l'ingresso della donna nera in B4, quindi in caso di alfiere 4 il cavallo è sotto attacco e su una possibile difesa il nero si limiterà a dar fastidio al cavallo, che poi questo è esattamente lo stesso approccio della partita. Torre C8 attacca il cavallo deve restare lì perché non vuole permettere al nero l'ingresso in B4 e dopo la difesa semplicemente ci limitiamo a attaccarlo più volte. A questo punto i pezzi del nero sono molto attivi, abbiamo un alfiere che distacca, è chiaramente molto forte lì al centro della scacchiera, dominando un po' sia il lato di donna che il lato di re, e chiaramente gioca su entrambi i lati della scacchiera. Dettaglio importante, non indifferente, la possibile, diciamo, questa interpretazione di inchiodatura che si crea sulla colonna C. È vero che la donna per adesso difende tutto, ma la donna non potrà restare lì all'infinito. E vediamo per quale motivo. Cavallo D7, la mossa della partita, arrocco corto, e dopo donna C5 si propone un cambio. Dicevo prima, la donna non può restare lì all'infinito perché in caso di cambio il nero si limita semplicemente a catturare di torre, segue il raddoppio sulla colonna C, e questa torre in C1 soffre il fatto che sia in difesa inchiodata. Purtroppo per il bianco, purtroppo per questa torre è impossibile difenderla perché quando sposto l'alfiere di conseguenza si perde la difesa e il contatto con il cavallo. Dunque il nero ha giocato a donna C5 e ha permesso al bianco di giocare donna C5 con una scelta pratica, però questa donna è sotto attacco. H6 è un'ottima mossa perché guadagna un tempo contro la donna avversaria e in futuro, magari col senno di poi, eviteremo tutti i vari temi di matto sulla prima traversa. A questo punto segue donna per B5 e il pedone A, così come da percorso rosso che colorato è evidenziato, diciamo che ha una strada libera verso la fine della scacchiera, quindi la possibile promozione. Cavallo D2 giocata, alfiere D3 abbastanza spontanea, di fatto devo spostare l'alfiere, lo sposto lì dove tocca e attacca una torre bianca, la torre si sposta e a questo punto donna B2. Posizione molto bella ed è interessante soffermarci su questo. Come vedete tutti i pezzi del bianco, o comunque la maggior parte ad eccezione della donna, sono tutti raggruppati tra loro. Questo significa che si tolgono spazio a vicenda. Come vedete questa donna in B2 in realtà sta attaccando un pezzo non difeso, l'alfiere non può spostarsi per permettere la comunicazione delle torri perché ha un ruolo difensivo, e quando la torre si sposta la donna semplicemente ripiega in C3 e attaccando un cavallo non difeso e mantenendo un triplo attacco sul cavallo in C2. Quindi questa è una posizione che realmente crolla nel giro di poche mosse e infatti dopo donna C3 è arrivato l'abbandono da parte del bianco. Rivediamo la partita, molto lineare l'interpretazione del gambetto di donna accettato da parte del nero, e quindi su B5 A4 e su C6 un consiglio che vi posso dare sull'apertura: prima di giocare così come è stato giocato in partita, cercate di catturare prima in B5. Qual è il dettaglio? Il dettaglio sarà che su questa posizione, quando farete B3, avrete già una minaccia concreta lì sulla cattura in B4. Dunque dopo A4 C6 la mossa della partita, B3 e E5 una reazione concreta da parte del nero. Donna H4 attacca il pedone centrale, Donna F3 lo difende, ripresa lì al centro e ripresa laterale, ma qui il nero, come vedete, sviluppa tutti i pezzi come avete visto, mantenendo un po' di iniziativa. Adesso la freccia verde evidenzia questo ingresso in B4 molto pericoloso, quindi cavallo C2 è obbligata ed è una mossa passiva, e mentre il nero continua a sviluppare i pezzi, il bianco si limita a muovere più volte gli stessi pezzi, quindi in questa posizione l'apertura del bianco è stata diciamo disastrosa. Cavallo F3
cavallo torna indietro e a questo punto torre C8 guadagna quel tempo importante contro il pezzo indifeso e limita e vincola i pezzi avversari a una posizione passiva. Dunque si continua verso questa posizione dove già donna per D5 assicura al nero un vantaggio importante e decisivo, perché il pedone A semplicemente va avanzato un passo per volta fino alla promozione. Dopo cavallo D2 in realtà poi si va verso un seguito concreto e forzante, che è poi quello che è stato raggiunto in partita. Donna C3, la mossa dell'abbandono, quindi vince la maestra internazionale femminile Efroimski dall'Israele, e spero che questa partita vi sia piaciuta, è molto lineare. Come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco, i social dei vari commentatori. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!